Ritorna da domani a Porto Empedocle alla Torre Carlo V un libro alla volta, una manifestazione che durerà 3 giornate, appunto a partire da domani, organizzato dall'associazione Oltre Vigata. Sì, dopo tanto lavoro finalmente domani si taglia il nastro e cominceremo con Invento una fiaba. Daremo i premi chiaramente a chi ha vinto, a chi ha fatto l'elaborato migliore e la sera invece passeremo a un convegno medico, mentre sabato mattina, sempre per le scuole, proietteremo un film, domani il titolo, di Céline Dion che è stato anche candidato all'Oscar, quindi chiaramente la partecipazione è libera a tutti. Ma il clou della serata sarà alle 19 quando verrà Gaetano Savatteri a presentare il proprio libro Non c'è più la Sicilia di una volta e il moderatore sarà Taglialavoro. Sarà sicuramente un momento molto importante e chiaramente un altro momento di cultura insieme a tutti gli altri. Ma la giornata finale sarà quella che darà, diciamo così, il sale, metterà lo zucchero nella fiera. E cioè la mattina ci sarà percorsi d'inchiostro che quest'anno abbiamo elaborato in modo diverso, trasformandolo in un vero e proprio spettacolo all'aperto, curato da Giugiu Gramaglia e Anna Grazia Montalbano. Ci saranno dei veri momenti teatrali tratti dal Montalbano di Andrea Camilleri che si concluderanno all'interno della Torre Carlo V con la strage dimenticata. Per concludere la fiera, chiaramente, e poi la sera avremo il piacere di ospitare Fabrizio Pizzuto, che non è altro che il Catarella del Montalbano giovane, l'interprete appunto, quindi saranno con Giugiu Gramaglia e tutti gli altri attori che hanno partecipato a percorsi d'inchiostro, sarà un bel momento anche divertente. Beh, poi durante la fiera ci saranno tantissime altre cose, ci sarà un mare di scatti, quindi venite a votare le foto, ci sarà una collettiva di pittura, di pirografia, poi che cos'altro? Ah, poi ci sarà anche un piccolo allestimento di divise e armi borboniche. Venite alla fiera, vi ospitiamo alla Torre Carlo V. Tante associazioni, tante manifestazioni che avete organizzato, ma il fulcro resta la letteratura e dunque i libri. Sì, sicuramente, il connubio è sempre quello, l'associazione con il libro, quindi cultura è il mezzo con cui si divulga meglio la cultura che è il libro e quindi non solo ci sarà anche un vero e proprio expo del no profit e quindi dell'artigianato anche locale, ma ci saranno anche tante altre case editrici con i loro libri, ci sarà Medinova, ci sarà Libridine, Leima, la casa editrice Leima, Giunti appunto con la Bombiani, insomma. Sarà una vera e propria festa e chiaramente l'obiettivo è quello, dare impulso alla parte, all'elemento culturale della manifestazione e cercare chiaramente di imprimere una svolta in questo senso nel territorio.